Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo vivendo un clima freddo dalle caratteristiche autunnali al nord, già la prima neve sotto i 2000 metri sulle Alpi occidentali e pensate quindi anche ai forti e nubifragi che abbiamo avuto proprio in questi giorni, non solo sulla Lombardia, per esempio anche il Milanese, ma fino a estendersi anche sul Veneto e con degli accumuli pluviometrici che hanno anche superato i 100 mm localmente, quindi la permanenza di quest'aria fredda proprio di matrice artica che è scesa nei giorni precedenti porterà ancora all'azione di rovesci e di piogge e si concentreranno poi a partire dalla serata di venerdì a partire dalla Sicilia proprio per un piccolo minimo situato sul Nord Africa. Come vedete le statistiche parlano chiaro e vivremo fino alla fine del mese proprio sulle aree in verde piogge abbondanti e sempre il rischio quindi di nubifragi e la costanza anche per quanto riguarda le temperature che si manterranno sotto la media stagionale. Attenzione però, perché poi dalla prossima settimana potrebbe irrompere aria ancora più fredda da nord-est per portare un generale calotermico dappertutto, ma con valori ben sotto i 10 gradi al mattino, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul comparto adriatico. Avremo modo di confermarlo, ma come vedete l'uragano Gabriel in atto in Atlantico si avvicinerà progressivamente verso l'Europa, ma perdendo energia e quindi andrà anche a bloccarsi senza toccare probabilmente la Spagna, concentrandosi appieno sull'oceano. E guardate poi la giornata di giovedì, questo progressivo aumento della nuvolosità non solo interesserà le zone del sud Italia dove non avremo niente in ambito di precipitazioni, ma avremo ancora piogge, rischio di temporali. Interesseranno soprattutto la Liguria, ancora una volta la Emilia Romagna, per poi espandersi gradualmente verso la Lombardia e il Veneto sulle basse pianure dalla serata. Così come vedete anche nella giornata di venerdì si avvicina quindi il ciclone Gabriel, che però perderà energia come abbiamo detto e invece continuerà stazionario questo minimo depressionario situato sulle Alpi, che porterà ancora una volta piogge e temporali. Il rischio di temporali sarà minore dato che l'energia sarà in calo progressivo, ma assisteremo soprattutto al calo della quota neve rilevante, che sarà ancora tra i 1800 e 2100 metri sulle Dolomiti e in generale anche sulle Alpi. Le temperature caleranno bruscamente, vi ricordo che al mattino tra i 10 e i 13 gradi saranno in Valpadana e le temperature massime al nord tra i 20 e i 22 gradi, quindi un clima decisamente autunnale, al sud picchi di 25 gradi ma non oltre. Ma si avvicinerà anche il fronte del Nord Africa che toccherà anche la Sicilia occidentale, quindi anche nel Palermitano dove ci sarà il rischio quindi di rovesci e temporali rilevanti. Ovviamente le temperature caleranno bruscamente con la giornata di sabato, quando ovviamente questi valori termici saranno relativamente freddi e tipicamente autunnali, quindi continueremo a vivere anche fino al weekend una sorta di clima ovviamente più freddo, dalle caratteristiche quindi sotto media, e continueremo a vivere questo clima anche nel corso della giornata di domenica, quando stazionerà questo minimo depressionario al sud Italia e porterà ancora rovesci e forti temporali, soprattutto sull'Appennino centrale e quello meridionale, ma su gran parte del sud, con interessamento quindi di questi settori. Possibilità solo per qualche piovasco pomeridiano sulle zone alpine e prealpine, da confermare però, perché dipenderà dalla esatta collocazione di questo minimo che potrebbe formarsi sulla Gran Bretagna. E poi colpo di scena potrebbe avvenire dalla prossima settimana, quando correnti molto più fredde di matrice artico continentale proprio dalla Russia spingeranno da nord-est per entrare fino all'Europa centrale, soprattutto sul nord Italia, sul versante adriatico, con calo termico significativo e temperature che potrebbero finire anche su valori tipicamente da novembre. Ne riparleremo perché è una tendenza ancora da confermare e verificare. Grazie per la visione e buon proseguimento.